Parliamo ancora di sanità, in particolare di telemedicina, curarsi a casa con la sicurezza di essere assistiti come in ospedale. E questo è il futuro per i malati cronici. Se ne è parlato oggi a Treviso. Sentiamo Stefania Bolzano. Monitorare quotidianamente i parametri dei pazienti cronici senza farli muovere da casa. Per 3.300 veneti inseriti nel progetto europeo Renew in Health, tutto questo è già realtà da un anno. Persone con patologie cardiovascolari, broncopneumopatie croniche ostruttive e diabete vengono telemonitorati grazie a una serie di dispositivi medici elettronici come la bilancia digitale o il misuratore di pressione da polso, che inviano i parametri registrati direttamente a una centrale unica regionale. In questo modo dati relativi a peso, pressione, glicemia e livello di ossigenazione del sangue sono subito a disposizione del medico di base, che in presenza di anomalie si attiva subito. Il progetto è promosso e seguito da Arsenal.it, il consorzio che in Veneto si occupa di sanità digitale per conto di tutte le ULSS della regione e che stamattina a Treviso ha presentato i primi risultati dopo un anno di attività. Il riscontro è eccezionale, primo perché su 6.500 pazienti che in tutta Europa sono seguiti da telemonitoraggio, metà si trovano in Veneto, e in secondo luogo perché grazie a questa modalità si sono ridotti del 35% i ricoveri in ospedale, del 13% gli accessi al pronto soccorso e del 42% il ricorso a visite specialistiche per pazienti affetti da scompenso cardiaco. Un notevole risparmio per il sistema sanitario regionale, che già si fregia di altre eccellenze, ma soprattutto un miglioramento delle condizioni di vita di pazienti e familiari che grazie al progetto sentono di essere in buone mani e dunque molto più sicuri.